Dopo la nomina di Agrigento a capitale della cultura 2025 si destano antichi desideri, uno tra tutti quello della realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. Sappiamo che da oltre 30 anni tale iniziativa è stata portata avanti negli anni da vari esponenti della politica agrigentina e da imprenditori privati, ricordiamo tra gli altri quello del dottor Paolo Di Betta, a suo tempo presidente di Sicindustria, che aveva anche fatto redigere un progetto da una società svizzera, i tentativi del presidente della provincia d'Ossi per Licata, quelli dell'ex presidente della provincia e parlamentare di Forza Italia Enzo Fontana. Oggi a dare la carica come ipotesi fattibile il parlamentare agrigentino onorevole Lillo Pisano, eletto nel collegio di Agrigento con il centrodestra. A ruota arrivano vari endorsement, per citarne qualcuno, quello dell'Ordine degli Ingegneri, che insistono sulla necessità dell'aeroporto, anche se si ha la consapevolezza che esistono gravi carenze infrastrutturali, come cita appunto il comunicato del Presidente dell'Ordine Furioso. La suddetta designazione riporta però al centro del dibattito il grave gap infrastrutturale in cui versa l'area sud-occidentale della Sicilia, rilanciando i contenuti del manifesto del 30 ottobre del 2021 condiviso con la rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento. Ricordiamo come appunto l'ordine degli architetti, gli agronomi forestali, geologi, geometri, ingegneri e molti altri stakeholder, che si pone come primo obiettivo tra gli altri la realizzazione di uno scalo aeroportuale raggiungibile in meno di un'ora nel territorio agrigentino. Per realizzare e gestire l'aeroporto, continua il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, quest'ordine, nell'ambito delle iniziative promosse dalla rete, ha predisposto un emendamento alla legge di bilancio del 2021 al fine di reperire i fondi necessari, che sono assai inferiori rispetto a quelli previsti per altre importanti infrastrutture viarie. Pertanto, nel condividere l'iniziativa proposta dal Comitato Pro Aeroporto, considerato che tutti i consigli comunali della provincia di Agrigento hanno deliberato a favore del suddetto aeroporto, vista l'azione propulsiva svolta dalla Commissione Infrastrutture dell'ex provincia di Agrigento e la designazione di Agrigento a capitale della cultura 2025, auspichiamo che si possa riportare alla ribalta nazionale il tema della carenza infrastrutturale della zona sud-occidentale della Sicilia, invitando i soggetti politici, le istituzioni, la società civile a unire le forze per lo sviluppo socio-economico del territorio, ribadendo la propria disponibilità a supportare l'iniziativa.